Serie B-Win. Tutti i colori della passione. Stadio Braglia, 28ª giornata in Serie B-Win. Modena e Siena hanno rallentato negli ultimi tempi e ora vogliono cambiare marcia. Per i canarini emiliani caduti ai margini della zona play-out, 4 punti nelle ultime 5 giornate, è successo che manca da un mese e mezzo. Per i toscani di Conte, oggi in maglia rossa, una sola vittoria nelle ultime 5 gare e uno stop interno, quello di sabato scorso con il Piacenza, da dimenticare in fretta per riprendere il passo di Atalanta e Novara. Si partirà agli ordini dell'arbitro Dino Tommasi di Bassano del Grappa. Calcio d'inizio per il Siena, già in piedi Antonio Conte, 12esimo, angolo per Reginaldo, la solita tonnara in mezzo all'area. C'è questo abbraccio goffo di Diaguragà nei confronti di Larrondo, perdonato dall'arbitro Tommasi, che al 22esimo invece non perdona un fallo di mano ingenuo di Reginaldo a centrocampo, ammonizione pesante perché il brasiliano era diffidato. Martedì c'è l'infrasettimanale, salterà Siena-Triestina, 25esimo, il sinistro di Pasquato, potente ma centrale, facile la parata da parte di Ferdinando Coppola. Mezz'ora ci prova al volo con il sinistro Calaiò. Buono il gesto tecnico, palla però debole, bloccata da Alfonso. 32esimo, fallo di Bolzoni su Pasquato, altro giallo pesante per l'ex interista che era diffidato. 34esimo, la palla in mezzo di Brienza, sbaglia lo stop Larrondo che poi torna su Perna, il sinistro vincente proprio di Francesco Bolzoni che dimentica in fretta l'ammonizione pesante. Vantaggio del Siena con il terzo gol in questa Serie B-Win per Bolzoni. Perna perde il pallone sul contrasto, forse falloso, di Larrondo, ma poi c'è tutto il sinistro molto bello da parte di Bolzoni che poi si mette a lanciare per Calaiò, il sinistro che Alfonso deve deviare distendendosi sulla propria destra. Momento favorevole per il Siena, Reginaldo respinge Alfonso, poi c'è questo tocco di braccio di Colucci sulla sventola da parte di Brienza, vorrebbe rigore ed espulsione. Conte, protesta Alfonso per un fallo subito, ammonizione da diffidato, anche lui martedì non ci sarà, salterà Albino Leffe. Modena, attenzione, il lancio per Reginaldo che va a segnare, ma si alza la bandierina dell'assistente Carretta, gol annullato, posizione di fuorigioco per la verità molto dubbia. A inizio ripresa dentro Stanco al posto di Mazzarani che si è visto pochissimo nei primi 45 minuti, più 2 di recupero. Deve fare qualcosa il Modena per risalire la china. 8° minuto, colpo di testa proprio di Stanco e c'è la parata plastica in volo di Coppola a sventare la minaccia. Entra anche Giglioli, questo assist per Pasquato, attenzione, buca del Grosso, poi Pasquato contro Coppola e ha di nuovo la meglio il portiere del Siena. Si dispera l'ex dell'Empoli e della Juventus. Rivediamo ancora la deviazione di Coppola sul tiro ravvicinato di Pasquato. C'è anche Vitiello che fa buona guardia, dentro la punta pesante Edgar Ciani al posto di Signori. Bergodi prova il tutto per tutto, ma gli attacchi del Modena sono sterili, c'è solamente questo tiro contratto da parte di Giglioli. Finale nervosissimo con Brienza che è fuori per farsi soccorrere, va a disturbare Tamburini causando grandi nervosismi nel recupero. C'è anche questo fallo di Colucci che viene ammonito, anche egli era diffidato. Salterà Albino Leffe. Modena martedì non riesce il Modena a pareggiare in extremis, finisce 0-1 a favore del Siena che raggiunge il Novara al secondo posto, sempre a -3 dalla capolista Atalanta.